Dobbiamo inventarci qualcosa, ora che Paolo si è laureato. Dobbiamo affittare la singola, altrimenti non ce la faremo con le spese. Possiamo chiamare Antonio. Antonio? Quello che va in giro per casa tutto nudo? Beh, che c'è di male? C'è di male che vorrei far venire i miei genitori quando voglio, e non quando sua onestà comprende l'importanza della biancheria intima. Allora Tiziano. Sì, a lui i soldi chi li dà? Anche questo è vero. Una singola costa. E se non ci sbrighiamo questo mese dovremo pagare noi, L'unica cosa da fare è andare all'università e attaccare cartello in giro, sperando che qualcuno risponda. Meno male che dobbiamo trovare solo l'inquilino della singola. Adesso basta! Come hai potuto? Ti prego, perdonami, è stato solo un lapsus. Mi hai chiamato col nome di un'altra. Ma solo sbagliato nome. È la quarta volta in questo mese, basta, addio! Aspetta, ti prego, Viviana. Arianna. Cosa? Si chiamava Arianna. Oh. Come ha? Ora dobbiamo trovare un'altra persona, come facciamo? Dai ragazzi, vedrete che un modo lo troviamo. Un modo lo trovate voi, io devo andare al lavoro. Bye bye. Aspetta, esco con te. Visto che ci sei, attacca anche i volantini per la camera. Abbiamo ancora quelli del mese scorso. Secondo cassetto. Tu che mi dicevi amore, adesso non ti ricordi neanche come mi chiamo. Non cercare più delle scuse, se continui a confondermi non dirmi ti amo. Allez, viens boire un café, je ne veux plus attendre, je ne veux plus comprendre. Je loue ma chambre à coucher, mais seulement la moitié, le reste on partage ensemble. Et cette histoire, On dirait un quai de gare, y a ceux qui et arrivent ceux qui prennent le départ. et se ménagent, C'est un drôle de manège, mais dans l'ensemble, on est bien assez sage. un coin tranquille. Salve, posso disturbarvi? Prego! Sto cercando una nuova coinquilina per l'appartamento. È un appartamento grande, se siete interessate. E cosa è successo all'altra coinquilina? Divergenze di opinione. E con chi bisognerebbe dividere la stanza? Beh, potremmo dividere la stanza io e te. Scusa? L'appartamento. Grazie. Ah, il famoso urlo di... Di coso là? Munch, Munch, brava, lo stavo per dire. posso darti una mano? Magari ripetizioni di storia dell'arte. No, scherzavo, volevo darti questo. Grazie. Cos'è? È un avviso per il fitto di un appartamento, una singola. Elisa, il professore è già entrato, corri! Ci si vede, ciao. Ciao. Però, questa già mi piace. Ragazzi, che faticaccia. Però ne è valsa la pena. Perché? Mi sono innamorato. Ma finiscila. Come tutte le volte. Ragazzi, vi giuro, questa volta è vero. E come si chiamerebbe questo tuo grande amore? Sentiamo un po'. Non lo so. Proprio il grande amore. Io vado al lavoro, la pausa per me è finita. Ciao. Ci vediamo stasera. Ciao, volevo sapere se la stanza singola è libera. Mi dispiace, l'abbiamo affittata. D'accordo, ciao. È inquietante. A me lo dici. Pensa se ci avesse provato con me. Secondo me facevate una bella coppia. Spiritosa. Che sei ancora in Matusa? Speriamo di no.
Siamo qui a vedere le stanze. Quali stanze? Questi del foglietto. Oh, ancora questo stupido scherzo. Scherzo. Sì, allora, non stiamo fittando, è un nostro amico che ci fa questo scherzo. Se becco questo simpaticone. Vabbè, fa niente. Oh, comunque è proprio bella sta casa, cioè proprio una figata. Oh, ma se l'affittate, dite, cioè mi raccomando, Oh, sarete i primi a saperlo. Ok, ciao belli. Ciao. Ma uno normale, no? Sto distrutto. Ah no, per oggi ne ho abbastanza, vai ad aprire tu per favore. Ciao. Scusa, qui si finita una camera? Ma tu sei... Ah, vi conoscete? Sì. Cioè, no. Lei è... Piacere Elisa. Piacere Corinna, ma prego entra, sei venuta da casa. Sì, ho letto il volantino. Ah, gliel'hai dato tu? Sì. Cioè, no. Alessandro, le tue risposte sono sempre così variate e complete. Volevo sapere se avete ancora intenzione di pintare la camera. Sì, certo, vieni, ti faccio vedere. Questa è la camera, la divideresti con me. L'affitto è quello che c'è scritto sul volantino, da aggiungere qualche extra ma nulla di eccessivo. Come zona com'è? Ah, perfetta. Niente rumore, niente problema, niente di niente, insomma. Volevi vedere la stanza tu, sì. Smettila di fare il cascano. Cerco solo di essere gentile. Come hai detto che ti chiami? Elisa. Ah, piacere, io sono Alessandro. Lei è Corinne. Posso offrirti qualcosa? Un caffè? Volentieri, grazie. Caffè anche per me? Ma prego, accomodiamoci. Raccontaci un po' di te, che fai? Studio biologia, vengo da Siena. Davvero biologia? Sì. La mia materia preferita, sai? Ma se tu stai in architettura? Vabbè, come seconda scelta, no? Vabbè. Comunque la casa è questa, la stanza l'hai vista. Ah, con noi c'è un'altra persona, Fabrizio, ma lui lavora e non tornerà prima di stasera. Che dire? Aspetta a te decidere. Non so, dovrei valutare. Ma che ci sta da valutare, dai, scusa, bella zona, bel posto, bei coinquilini. Scusa, cosa vuoi di più dalla vita? Il caffè. E qual è il problema? Ci mettiamo anche quello, no? Alessandro, il caffè sta uscendo. Oddio. D'accordo, mi avete convinta. È solo che devo passare a prendere prima le mie cose. Ti serve una mano? No, ti ringrazio, ce la faccio da sola. Ci vediamo stasera. A più tardi Ciao. allora. A più tardi. Ciao. E il caffè? È andata? Alessandro, vieni. Ti prego, Cosa? non provarci prima di fine mese. Ma chi ci sta provando? Sei come se non ti conoscessi, su. Ale, suonano alla porta. Ciao. Ciao. Ti do una mano? Sì, grazie. Vieni. Ciao Marina. Ciao. Salve a tutti, il lavoratore è a casa. Ciao. Sai che abbiamo visite? La nuova coinquilina. Sì, ed è anche molto simpatica, sai? E io appoggio sulle valigie di là, va bene? Va benissimo. Ciao. Tu sei il nuovo acquisto. Piacere Fabrizio. Elisa, piacere. Io avrei fame, che si mangia? Sì, in effetti. Come funziona qui per la divisione dei compiti? Su un foglio segniamo i giorni della settimana e i turni lavorativi. A rotazione ognuno di noi lava i piatti, cucina e mette a posto la casa. E poi ovviamente ci sono delle eccezioni, no? Non è assolutamente vero. Hai la coda di paglia? No, dicevo non è vero. Lavoriamo tutti.
Comunque generalmente cucino io, visto che i maschietti di casa non se la cavano bene in cucina. Ma dai, non ricordi l'ultima volta che ho cucinato? Sì. Come no, se lo ricordano anche i pompieri. Ma quella è una storia vecchia. Stasera cucino io, ok? Prendi l'elenco telefonico. Perché? Chiamiamo una pizzeria. Dai, dagli un'altra possibilità. Ragazzi, come si accende il gas? Chiama la pizzeria. Allora Elisa, raccontaci qualcosa di te. Beh, che dire, studio biologia, adoro leggere. Anch'io, sai, ho file e pile intere di Topolino. Da dove hai detto che vieni? Siena. Siena, bellissima. Io ho vissuto lì alcuni anni con un'amica. Certo, Siena, famosa per i biscotti, giusto? Magari per il pane, no? Invece ragazzi, raccontatemi un po' di voi. Io sono scenografa. Mi sono trasferita a Roma perché qui c'è più possibilità di farsi notare. Visto che comincio ad avere una certa Beh, età. avrai 25 anni. Questa ragazza mi piace. Io invece sono il lavoratore di casa, sto lavorando in un beauty center, ma ancora per poco. E poi ci sono io. Sono di Padova, ma sono venuto qui per studiare architettura. Architettura, bello. E all'università come va? Cambiamo discorso. È meglio. Caffè? Sì, lo faccio io. Ok, io intanto sparecchio. Ma hai deciso proprio di far nevicare stasera tu? Spero resterai con noi dopo aver visto che banda di pazzi siamo. Siete molto più normali di tante persone che conosco. Compresa Corinna? Sì. Come mai in questo periodo sei sempre così giù? Come se tu non lo sapessi. Ma non è il caso di parlarne a quest'ora di notte. Dai, andiamo a dormire che è tardi. Buonanotte. Buonanotte. Notte. La devi smettere. Di far cosa? Elisa è una brava ragazza, lasciala in pace. Ma non sto facendo nulla. Guarda, anche se la conosco poco si vede che non è una ragazza da una botta e via, quindi trattala bene. Va bene, mamma. Buonanotte. Buonanotte. Buona sì, stavamo restando. Sì, si devono buttare i cartoni. Buongiorno. 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 Colazione. Sì, sì. Dormito bene? Sì, solo che devo abituarmi al nuovo materasso. Elisa, vuoi un caffè? Sì, grazie. In questa casa consumate caffè in quantità industriali. Posso fare una doccia? Certo che puoi. Questo ormai è anche casa tua. Vieni, ti faccio vedere dove si attacca lo scaldabagno. Sì. Vado io.
Carina, vero? Ma chi? Ma come chi? Elisa. Ah sì, molto. Chi è questo? Oddio, io alle 9 avevo un esame. Salve. Ciao. Volevo sapere se affittate ancora la stanza. Ecco, veramente... Sì, cerchiamo qualcuno per la singola. Perfetto, non mi piace dividere le mie cose con degli estranei, visto che me lo posso permettere. Entra, ti faccio vedere casa. Io sono Fabrizio, piacere. Piacere, Edoardo. Piacere, Alessandro. Perché la stanza è giù? Sì, è giù qua. La stanza è questa. Come vedi è molto spaziosa e soleggiata. Mi posso accontentare, visto che rimarrò per breve tempo. Ma ci siete solo voi due? No, con noi ci sono anche 2 ragazze. Ah, interessante. Ciao, Ciao. Piacere, Edoardo. Corinne. Sta vedendo la singola? Sì, ma non sembra interessato. Invece è perfetta. Bene, devo andare allo studio dell'avvocato Guerrini. Lo conoscete? Veramente no. Come? È uno degli avvocati più importanti della zona, quindi se volete posso lasciare un acconto per fermare la stanza. Poi tornerò nel pomeriggio e porto il resto delle mie cose. Se ci lasci solo un minutino per discutere. Vabbè, guardo la stanza. Assolutamente no. Per favore, mandiamolo via. Ma dai, non fare il ragazzino. Ci sta andando un anticipo sulla singola ed è disposto a pagare senza battere ciglio, dai. Corinna ha ragione, non possiamo lasciarlo andare via. Io non lo sopporto. Neanche a me sta particolarmente simpatico. Vabbè ragazzi, questa è una democrazia e scegliamo tutti insieme, ok? Giusto. Allora? Allora, benvenuto. Ma come? Perfetto, tornerò nel pomeriggio. È una minaccia? Vengo oggi, anzi, vi lascio un acconto e poi torno alle 14:30. Trovo qualcuno? Sì, c'è Alessandro. Se serve ci sono io oggi pomeriggio. A proposito, io sono Elisa. Ciao, sono Edoardo. Ci vediamo oggi. Ciao. Ciao. Perché gli hai detto di sì? Te l'ho detto, no, questa è una democrazia. Dove decido io, però? Ragazzi, io vado a vestirmi. Poi corro all'università, così faccio in tempo a tornare per oggi pomeriggio. Ok. Hai ragione, è meglio che resti anch'io. Con quello lì non si sa mai. Per favore, cerca di trattarlo bene, ci serve per la singola. Come no? Farò del mio meglio. Ciao. Sono tornato. Ma dai. Prego, fai come se fossi a casa mia. Nessuno mi aiuta in questa casa. Per caso ti serve una mano? Ormai. Io a questo non lo sopporto. Dai, su. Non vorrei essere al posto del letto. Io salgo, mi sto a fare il caffè, ne vuoi un po'? Sì, grazie. Sì, ho trovato casa, è carina e poi è a 2 passi dallo studio. I coinquilini l'ho visti al volo, non so dirti come sono. Uno di loro è di là, ma non mi sembra tanto sveglio. Ma tu guarda questo E lui che dice? Sempre uguale. Ma è un bambino. bambino. È pronto? Sì. Sì, anche tu mi manchi tanto. Zucchero? Fai tu. Sì, lo so, da sola è difficile. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Caffè. Grazie. Ma quanto zucchero hai messo? Così la prossima volta mi ascolti quando parlo. Ciao. Ciao, com'è andata? No, il lavoro c'è, ma ancora niente soldi. Scusa, ma un lavoro che non viene pagato, che lavoro è? Lascia perdere, non so che altro inventare. Sei scenografa, giusto? Sì. Magari posso aiutarti. Ma dici sul serio? Ci provo, ma non garantisco niente. Magari. Signori, modestamente stasera il cibo è ottimo perché ho cucinato io. Complimenti, era buonissimo. Ah, pure cuoco. Me la cavo.
Sinceramente preferisco cibi molto più leggeri. Meno male. Beh, effettivamente hai esagerato di cipolle e olio. Io avrei utilizzato un po'. E io invece propongo un brindisi per i nuovi arrivati. Sono d'accordo. Va bene. In alto i calici per una nuova e duratura amicizia. Cin cin!